Quando si riceve una chiamata del genere, dove la prima cosa che ti dicono è: ho provato a togliermi la vita, mi sono ferita, ho ingoiato il detersivo, la prima cosa che si fa è mandare subito il 118, la volante. Appena accertato che era da sola ed era barricata in casa, abbiamo mandato subito i vigili del fuoco. Era il tardo pomeriggio di qualche sera fa quando Federico Magri, agente del quinto turno volante della questura di Padova, ha ricevuto la telefonata di una donna di 44 anni, italiana, residente nel quartiere di Chiesa Nuova. 15 gli operatori della centrale operativa, tutti agenti preparati ad affrontare casi simili. Lei aveva un sottile filo di voce dove manifestava la sua intenzione e noi subito bisogna entrare in empatia con l'altra persona. Non mi nascondo che ho anche detto di mangiarmi una pizza con lei o di vederla e di incoraggiarla sempre di più affinché si potesse salvare. Lei ad un tratto aveva dichiarato anche di lasciare il telefono e di andare ad aprire la porta, ma io ho rifiutato questa sua intenzione, tenendola sempre in linea, e l'ho incoraggiata a portarsi il telefono cellulare sempre con lei, in modo tale da tenermela in linea e sapere che stava ancora in linea con me, diciamo, che era ancora viva. Aveva interrotto la conversazione al telefono la donna, ma l'ostinazione di Federico Magri, che l'ha chiamata e richiamata fino a che non ha risposto di nuovo, ha fatto sì che la fiammella della speranza non si spegnesse. Una linea di contatto diretto con i cittadini, il 113, a cui si rivolgono per segnalare reati, ma soprattutto in caso di difficoltà, spiega il questore di Padova, Marco Odorisio. A me piace dire che i cittadini devono respirarci, devono vederci, devono sentirci, anche perché per dare rassicurazione quello che possiamo fare lo facciamo veramente con spirito di servizio, inteso nella sua più nobile accezione del verbo servire, altruità, disponibilità, aiuto, sostegno. Un bel Natale passerà, forse le parrà di aver fatto davvero il suo dovere. Per noi si può dire che è sempre Natale, non si salva solo a Natale, ma si salva sempre, si fa sempre il possibile per salvare l'altra persona. Sicuramente è un Natale diverso, sia per noi, sia per la Polizia di Stato e sia per la persona che è stata salvata e per la famiglia.